Giornata importante per la comunità di Cavallino Treporti e non solo, con una simbolica posa della prima pietra. Questa mattina la sindaca Roberta Nesto, il direttore generale dell'ULSS 4 Mauro Filippi e l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin hanno inaugurato il cantiere in via Treportina, dove sorgerà il nuovo polo sanitario con la casa di comunità. Mette assieme su 1300 metri quadri di intervento edificatorio un punto di primo intervento, di servizi medici, infermieristici, specialistici, attività consultoriali e tutti i servizi tipici del territorio, su una superficie di 7000 metri quadri messa a disposizione dal comune di Cavallino Treporti. E un altro aspetto importante è la solidarietà attorno a questo progetto. Assocamping ha finanziato la progettazione e quindi ha messo a disposizione anche le sue risorse per poter realizzare questo intervento, che è fondamentale sul territorio di Cavallino per i residenti ma anche per i tanti turisti che arrivano ogni anno. La struttura, finanziata con fondi PNRR e regionali per un costo complessivo di 4.675.000 euro, sarà all'avanguardia anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed energetica e punta anche ad essere un'efficace leva per attrarre nuovi medici sul territorio. Siamo molto soddisfatti di questo percorso. Ovviamente le strutture sono molto importanti anche per attrarre nuovi medici e per nuove professionalità. È fondamentale quindi creare dei luoghi che poi andranno ad essere utilizzati da professionisti. La nostra popolazione, come tutta la popolazione veneta, sta invecchiando e quindi noi continuiamo a chiedere servizi territoriali perché sono fondamentali. Le case di comunità rappresentano per il futuro un collegamento molto forte tra la parte ospedaliera e la parte territoriale. È chiaro che in queste strutture la vocazione legata alla medicina territoriale, alla vocazione infermieristica, alla specialistica, a quelli che sono i primi punti di riferimento per la popolazione e per l'utente. Una grande opportunità anche tecnologica, pensiamo alla telemedicina, al teleconsulto, alla teleriabilitazione, alla diagnostica che potrà essere inserita in queste strutture. Una struttura all'avanguardia che punta anche a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, come quelle sulla carenza di medici o sulle lunghe liste d'attesa per visite ed esami, espresse dal Movimento per la difesa della sanità pubblica Veneto Orientale, arrivato fino a Cavallino con un presidio e che è stato ascoltato dall'amministrazione locale e regionale. Siamo tutti consapevoli che oggi c'è una grande mancanza di personale, sia della professione medica ma sia anche per quanto riguarda le professioni sanitarie, infermieri in particolare, e quindi tutte le nostre energie a livello nazionale sono sicuramente dettate e volte a capire come poter incentivare ancora di più le persone e i ragazzi a intraprendere questa carriera.